Dondolindo Ruotolo ci insegna come ottenere fiumi di grazie dal Sacro Cuore di Gesù. Salve a tutti carissimi, oggi voglio tornare a parlarvi di Dondolindo Ruotolo, che è stato uno straordinario terziario francescano morto nel 1970 e è vissuto in odore, insomma, di santità. A Napoli era detto vecchierello della Madonna, il vecchierello della Madonna. Lui era un uomo dotato di straordinari carismi e in tutta la sua vita e soprattutto dopo la sua scomparsa ha compiuto tantissimi miracoli. La sua santità era ben nota già a Padre Pio, che era solito dire: che ci venite a fare da me, a quei pellegrini napoletani che si recavano a San Giovanni Rotondo, visto che voi, diceva Padre Pio, avete quel santo uomo a Napoli che è Don Dolindo Ruotolo. Oppure si ricorda che gli ha lasciato scritto: venite quando potete, insomma, avete bisogno di qualcosa, a bussare sulla mia tomba per 3 volte ed io vi risponderò, o facendovi la grazia, oppure appunto Don Dolindo appare nel sonno a coloro che non la ricevono, spiegando le motivazioni per cui Dio non concede la grazia. Il suo corpo, la sua tomba, riposa nella chiesa di San Giuseppe dei Vecchi a Napoli. Insomma, vi consiglio di andarla a visitare, che è veramente un'esperienza straordinaria. E Dondolindo è noto per i suoi colloqui con Gesù, che gli ha dettato il famoso atto di abbandono, per la sua devozione alla Vergine Santa attraverso il rosario. Egli era solito recitare le 3 Ave Marie che precedono il rosario con le braccia spalancate, no? Come se fosse, si mimasse una specie di pietà, no? La posizione assunta dalla Vergine Santa per accogliere il figlio nel grembo, perché era convinto appunto che la Vergine Santa, a chi vedeva recitare le 3 Ave Marie che precedono il Santo Rosario con le braccia spalancate, appunto avesse l'idea di vedere in ogni fedele il proprio figlio crocifisso e deposto dalla croce, fosse più propensa a concedere grazie. Poi, ispirato da Gesù, Don Dolindo ha anche scritto il famoso abbandono, atto di abbandono, e si è sempre raccomandato di onorare i Sacri Cuori di Gesù, di Maria, attraverso la devozione dei primi 9 venerdì del mese in onore del Sacro Cuore di Gesù. Cioè si tratta di ricevere la comunione dopo confessione, di partecipare alla Santa Messa ogni primo venerdì del mese per ottenere fiumi di grazie. Ed ecco i consigli che dà a tal proposito, per ottenere fiumi di grazie dal Sacro Cuore di Gesù, Don Dolindo Ruotolo, che consigli che gli sono stati dettati da nostro Signore Gesù Cristo. Prendete la mano di Gesù in ogni evento lieto o triste e benedite il suo nome. Non preoccupatevi di ciò che deve ancora venire, perché le cose e il tempo sono nelle mani di Dio. Non affliggetevi per quanto non vi riesce di fare secondo i vostri progetti e i vostri gusti. Pensate solo ad amare e ad essere fedeli. Spegnete in voi ogni curiosità riguardo al vostro domani, perché ogni giorno voi possiate stupirti dei doni di Cristo. Dalla vostra bocca e dal vostro cuore non escano lamenti, perché Gesù veglia su di te e non ti abbandona. Gioite in ogni momento, sapendo che Cristo vi ama di infinito amore. Comunicate agli altri la vostra letizia, che sgorga da un cuore totalmente donato all'amore di Cristo. Diffidate sempre di voi stessi, affidatevi alla vostra volontà, non alla vostra volontà, ma alla volontà di Cristo,
e alla sua fedeltà. Non inquietatevi e non scandalizzatevi degli altri, perché solo Cristo legge nei loro cuori e li guida a salvezza. Fate ogni giorno dono della vostra vita, accogliendo con ugual pace la salute e la malattia, gli onori e le umiliazioni, la vita e la morte. E poi Don Dolindo aveva un'altissima considerazione della preghiera, della necessità di pregare sempre. La preghiera egli la considerava come uno scudo al male e diceva sempre di perseverare nella preghiera, di non demordere mai, anche se sembrava che inizialmente, insomma, Cristo non avesse intenzione di esaudirla. Era proprio Don Dolindo a esortare i suoi fedeli a continuare a pregare incessantemente, perché ricordava che la preghiera è l'unica forza dell'uomo e l'unica debolezza di Dio. Secondo Don Dolindo, l'uomo che prega non può mai essere toccato dal male e riceve da Dio tutti gli aiuti e tutte le grazie di cui ha bisogno.